È stato un bel pomeriggio oggi qui a Revine Lago, nella zona dell'area festeggiamenti fronte Livelet di via Carpenè, con il volo dei Babbo Natale organizzata dall'associazione Amighi del Fasol del Lago e in collaborazione con l'ASD, l'associazione sportiva dilettantistica Volo Libero Prealpi. Un ringraziamento a tutti questi volontari, all'associazione Amighi del Fasol del Lago, oltre che alla scuola di volo per aver donato ai nostri bimbi e ai bimbi delle nostre famiglie questi doni e aver regalato loro una condizione così suggestiva, vedendo questi parapendisti scendere vestiti da Babbo Natale. Addirittura alcuni sono scesi con le slitte e poi hanno donato dei doni a tutti i bambini. Un altro bel gesto messo in campo sempre dalla nostra associazione è quello che con il ricavato delle offerte libere di oggi, perché comunque la partecipazione oggi era completamente gratuita, ma chi vuole può fare un'offerta e in cambio c'era vin brûlé, pinza, tè e dolci, sarà devoluto per intero alla nostra scuola dell'infanzia di Lago, Patriotti, Brigata Piave. Quindi un bel gesto, un bel augurio di Natale per tutti e mi fa piacere che abbiamo riempito di così tante persone questa giornata. Una manifestazione che abbiamo inventato qualche anno fa, poi il Covid naturalmente ci ha frenato per qualche anno e quest'anno abbiamo voluto riproporla perché è una manifestazione quasi unica intanto e quindi grazie naturalmente al Volo Libero Prealpi, l'associazione, perché se non ci sono gli amici del parapendio non si fa, però diciamo che vedere 20 Babbo Natale che scendono dal cielo con tutti questi bambini qua e tutta sta gente qua è stata una cosa veramente eccezionale. Siamo soddisfatti anche della partecipazione, naturalmente non pensavamo tra l'altro a una partecipazione così e quindi va benissimo così, insomma, ecco, dai. È nata semplicemente come una cosa goliardica tra di noi. Qualche anno fa, visto che d'inverno si vola poco, abbiamo detto ok, saliamo più alto possibile, scendiamo, siccome sono i giorni vicino a Natale, ci vestiamo da Babbo Natale. E così abbiamo cominciato come gruppo. Dopodiché è sorto il discorso di fare una cosa col pubblico, quindi con i bambini. È stato avvisato le scuole hanno aderito e quindi eccoci qua anche a questa manifestazione che è avvenuta dopo 2 anni di blocco per colpa del Covid. I panorami dei laghi sono bellissimi, soprattutto visto in volo col parapendio, perché è un mezzo, fra virgolette, molto lento e quindi hai il tempo di godere del panorama, quindi i laghi, Tarzo, Revine e Cison in lontananza. È uno sport che possono praticarlo tutti, soprattutto per provare, perché si prova in biposto, quindi si esce con una persona già predisposta a portare i passeggeri che fa provare questa emozione. Da lì uno capisce se vuole volare, quindi fa un corso e poi ha l'attestato e può volare per conto suo. Ed è la cosa che possono farlo tutti.